Buonasera da Portoviro, da Sala Eracle. Volevo essere Caravaggio, la storia di un capolavoro. La presentazione della copia della Madonna dei Pellegrini fatta dall'artista Andrea Fabbri. Ascoltiamo questo poliedrico artista perché ha scelto proprio Caravaggio come ispiratore. Perché è forse uno dei pittori, è il pittore più grande di tutti i tempi, a mio avviso. Poi nella storia dell'arte ci sono stati grandissimi autori, però questo è quello che continua ad emozionarmi più di quelli che ho potuto e ho avuto la fortuna di vedere nel mio percorso artistico. Dietro questo lavoro c'è uno studio approfondito sulle tecniche di Caravaggio. Le ho dovute studiare, il bitume, le ho studiate per cercare di rappresentarlo al meglio, quindi qui c'è in teoria la tecnica che dalla tela, dalla preparazione dell'imprimitura fino alla pennellata con i pennelli giusti addirittura, perché lui usava un tipo di pennello più grosso per dare le pennellate corpose alle figure. In questa tua ricerca su Caravaggio stai preparando tra l'altro altri quadri, altre copie. Sto preparando la flagellazione di Cristo, San Matteo e l'Angelo, cercherò di farne una ventina che poi rappresenterò in una mostra dedicata a Caravaggio e non al sottoscritto, che non è sicuramente Caravaggio perché lo copio, sto cercando di copiarlo, sto cercando di farlo al meglio, ma piano piano arrivo, non sarò mai come Caravaggio. Caravaggio era bello e dannato, tu? Io sono bello, bello, bello.